Mettiamo insieme grandi convegni scientifici e oltre 50 aziende italiane operanti in vari campi del settore biomedicale e il risultato sarà Circular Medical Expo Innovation for Global Health, una 2 giorni in fiera a Padova per favorire l'innovazione nel campo della salute globale, un grande evento organizzato da Venice Promex in collaborazione con Padova Hall e con il supporto della Camera di Commercio per affrontare i temi della salute tramite la lente di ingrandimento della medicina circolare. Convegni scientifici di alto livello, professionisti del settore biomedico, ricercatori, accademici e aziende per esplorare a 360 gradi un settore sempre più importante per Padova e il Veneto. Uno dei settori più importanti anche per l'export, che è un po' il nostro lavoro, perché il biomedicale è un settore sempre più importante, magari non completamente visibile alla gran parte delle persone, ma è un settore che dal punto di vista economico è molto importante per la nostra regione. È un piacere per la città di Padova ospitare questo evento importante che ancora una volta attesta l'attrattività della città e l'importanza che la città dedica proprio ai temi della scienza e dell'innovazione, ricordando anche proprio come il futuro della città sia anche nella medicina, contando la realizzazione del nuovo ospedale nella nostra città e quindi come questa tematica sia veramente cruciale per lo sviluppo di Padova. L'evento si inserisce in un contesto che mira ad un nuovo utilizzo dello spazio fieristico padovano, con l'intenzione di destinarlo ad un uso sempre più frequente per una strategia volta a promuovere sempre di più Padova e la sua fiera come meta attrattiva per svariati eventi. Con questo modello noi contiamo di utilizzare i capannoni sempre più spesso nel corso dell'anno, perché mediamente i capannoni della Fiera di Padova sono occupati per un 20% all'anno. Con questo modello noi potremmo avere anche 2-3 alla settimana di eventi di questo tipo, dove non c'è un grande impegno finanziario da parte di chi partecipa, però c'è anche la possibilità per moltissime persone di farsi un'idea di quello che è un prodotto, un servizio, un sistema che in questo momento è di particolare attenzione, come quello per esempio della medicina circolare. Oltre a tavole rotonde e convegni, l'evento offre anche crediti formativi per medici, infermieri ed ingegneri clinici, promuovendo la crescita professionale e l'aggiornamento dei partecipanti.